Siamo tornati in studio, stiamo conoscendo alcuni esponenti della lista Progetto Veneto Autonomo. Giancarlo Morando, circoscrizione Verona. Esatto. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Indipendenza, autonomia, quali le necessità di questa linea per Verona? La necessità di smuovere quello che si è arroccato da 20 anni nel Veneto, che non si è fatto più niente, si è costruito, si è tentato di costruire ma non si è mai realizzato niente. Voi di questa lista, che siete anime variegate, ma tutte con esperienza e militanza, se vogliamo, nelle fila di movimenti che propongono l'autonomia e l'indipendenza, mi state ripetendo non si è fatto nulla. E la vostra presenza a cosa è servito? Perché non è stato possibile neanche ottenere, non so, il federalismo fiscale, il 20% dell'IRPEF, piccoli passi, forse perché avete puntato troppo in alto e... No, ci sono stati dei momenti dove si poteva raggiungere. Io sono nato come Liga Veneta, infatti. Poi siamo diventati Liga Nord, poi sono diventato Liga Veneta indipendente dall'altra Liga. Però abbiamo visto che all'interno di questi movimenti c'era gente che remava contro, non tutti remavano nella stessa parte. Ma sembra, per anni la Lega è stato un Moloch, la Lega Nord è stato un Moloch dove tutto avveniva, duri e puri, era anche uno dei vostri slogan. E allora all'improvviso all'interno della Lega Nord, se pensavi qualcosa differente da quello che pensava il capo, eri fuori. Cioè non c'era possibilità di dialogo all'interno della Lega. Però, cioè, se andavi in piazza a gridare e a urlare, eri ben visto. Se dicevi, ma invece di andare in piazza facciamo così, eri fuori. E come ha fatto allora la Lega a mantenere questa, comunque essere, soprattutto qui, insomma ricordiamo che Zaia ha vinto con quasi un plebiscito 5 anni fa. Perché la Lega ha sempre avuto delle idee vincenti, e le idee vincenti quali sono state? Quelle di toccare i veneti sulla parte denaro, soldi. La Lega ha sempre detto, noi facciamo l'indipendenza, avrete più soldi, pagherete meno tasse, staremo tutti bene, però non è mai stato realizzato questo. Il fatto di aderire al progetto Veneto Autonomo che riconosce, insomma, che sceglie come candidato la Moretti, quindi un esponente del Partito Democratico, è stato anche per voi indipendentisti, autonomisti, una scelta di credibilità e come mai arriva dopo 20 anni? Perché forse ci siamo accorti che bisogna andare a sinistra, perché in Europa gli autonomisti sono tutti a sinistra. E quanto pesa invece il fatto che la nuova virata leghista in Europa magari punta più a destra, la cosiddetta deriva lepenista, come qualcuno ha dichiarato, della Lega di Matteo Salvini? Questa è un'altra forma che sta sfruttando la Lega, perché la Lega in questo momento sta prendendo per mano il problema degli immigrati. Siccome il problema degli immigrati è molto sentito in Italia, la Lega lo sta usufruendo, mettendosi dalla parte di chi è contro gli immigrati, si mette dalla parte di chi urla, di chi vuole lottare. Ma non crede che la questione immigrati sia un po' strumentalizzata da tutti gli schieramenti politici? Che cosa bisognerebbe realmente fare? Perché da un lato giustamente ne stiamo accogliendo tanti, non c'è modo di dargli anche una sistemazione dignitosa, dall'altra abbiamo la Libia che dice guardate che sui barconi ci possono essere dei terroristi. Quale sarebbe il giusto modo di approcciare fuori campagna elettorale questo esodo? Beh, intanto bisognerebbe fermarlo, primo punto, e fermarlo sulle coste libiche. Poi bisogna dire, e qui bisogna avere il coraggio di ammetterlo, che questa questione immigrati a qualcuno fa comodo, perché naturalmente c'è una questione economica alle spalle, in quanto l'Europa paga per gli immigrati che noi ci prendiamo e qualcuno si riporta a casa questi soldi, come solito in Italia, zitti, e la questione riguarda soltanto i poveri italiani che si ritrovano in casa e non sanno cosa fare. La priorità, qualora diventasse consigliere regionale, sua? La priorità per la provincia di Verona è quella di creare una grossa provincia, perché Verona è, diciamo, un centro che
collegato con l'Europa, infatti Austria, Verona, e di creare praticamente tutti i servizi nella provincia di Verona che possano servire per espandere l'economia, il commercio, l'industria e tutte quelle cose, insomma, e l'agricoltura. Il famoso corridoio 5. Esatto. Io ringrazio Giancarlo Morando, progetto Veneto Autonomo, circoscrizione Verona, subito lo stacco, ultimo componente di questa lista, tra poco.